Io sono Cristina Rigoni, amministratrice delegata dell'azienda Rigoni di Asiago. Noi collaboriamo da qualche anno con il Banco Alimentare, nel senso che doniamo alcuni prodotti. Noi produciamo creme spalmabili dolci, confetture e miele principalmente. Li doniamo nel caso in cui abbiamo dei prodotti che sono, ad esempio, hanno avuto dei problemi di imballaggio. Non abbiamo chiaramente quasi mai problemi di prossimità alla data di scadenza, però ci è capitato in passato di avere dei problemi di imballaggio e quindi li abbiamo donati al Banco Alimentare, credo anche abbastanza recentemente, perché troviamo che sia comunque un'associazione seria e ci faccia piacere sapere dove va a finire il nostro prodotto. Siamo qui questa sera a questa cena, è una bellissima occasione anche di networking per conoscere delle altre realtà locali. Noi siamo ad Asiago, ma abbiamo una sede anche qui nel Veronese ad Albaredo d'Adige, e quindi è una bellissima opportunità di scambio e anche di ascoltare altre esperienze di altre aziende che ovviamente hanno avuto a che fare con il Banco Alimentare.